Diciamo che noi dobbiamo lavorare perché i giovani fin da piccolissimi capiscano che con i coltelli non si va né a scuola ma neanche al sabato pomeriggio in città. Il coltello è un'arma, è un'arma che può fare anche molto male, che può portare con sé delle conseguenze, quindi capisco la preoccupazione del ministro Valditara anche dopo l'episodio di La Spezia. È altrettanto vero che noi dobbiamo lavorare molto sulla sensibilizzazione, sulla cultura, attraverso il dialogo alle famiglie. Forse una volta presa consapevolezza che il mondo sta cambiando, che le comunità stanno cambiando, dobbiamo cominciare tutti insieme a costruire un nuovo modello sociale. Qualche anno fa avevo scritto una lettera a una serie di ministri, tra i quali c'era anche quello alla formazione, che dobbiamo cominciare a pensare a un qualcosa di alternativo anche al tempo libero del pomeriggio. Io sarei per l'obbligatorietà in ambito sportivo, culturale e sociale, perché meno tempo lasciamo i nostri ragazzi liberi di annoiarsi e più tempo li teniamo impegnati in campi sportivi, in teatri o associazioni. Ecco, credo che tutti quei ragazzi che sono impegnati non pensano nemmeno minimamente di utilizzare il coltello o di portarlo a scuola.